La doppietta dell'inossidabile bomber Tindaro calabrese consente al San Fratello Acquedolcese di stendere il Città di Mistretta e distaccare il pass per i 16esimi di finale di Coppa Italia Promozione. Grazie alle immagini di Davide D'Amico vediamo la sintesi della sfida che si apre con il Città di Mistretta subito vicino al vantaggio con il super bomber Santo Salerno, il cui diagonale non c'entra la porta per centimetri. Bersaglio che il centravanti amastratino trova però al minuto 25 quando col destro supera in disperata uscita Clemente, firmando così l'1-0 per i suoi. I locali non ci stanno ma devono fare i conti con l'ex portiere D'Amico che per 2 volte si supera dicendo di no prima alla conclusione di Lopresti e poi alla punizione di Piuca. Non è da meno il suo collega Clemente che disinnesca la punizione di Salerno. L'estremo amastratino però nulla può fare nella ripresa quando al minuto 47 Calabrese di testa mette alle sue spalle il gol che vale l'1-1 e la gioia dei tifosi locali. Il Mistretta è comunque vivo ma nonostante i tentativi operati alla porta biancoverde che vengono prontamente controllati da Clemente, il San Fratello Acquedolcese al minuto 73 assesta il colpo letale ancora con Calabrese che anticipa tutti mettendo alle spalle di D'Amico il pallone che vale il 2-1 per i suoi e la sua doppietta personale. Biancoverdi che avrebbero anche la chance di arrotondare il punteggio su calcio di rigore concesso dalla Malfa su Giadama, ma D'Amico si supera e respinge il tiro di Piuca. Nel finale allora il Mistretta tenta l'assalto disperato e solo la decisiva parata di Clemente su Salerno nega agli amastratini la gioia del pareggio. Finisce così il San Fratello Acquedolcese, prosegue nella competizione, eliminato invece il Città di Mistretta.